two, three. Complimenti ragazzi. Allora, siamo con i Sold Out. Come è nata l'idea di formare questo gruppo? Allora, esattamente 3 anni fa sono stato colto dal desiderio di formare un gruppo mio. Sinceramente vengo da tanti anni in cui ho avuto la fortuna e tuttora continuo a suonare con mio padre. Però 3 anni fa ho sentito l'esigenza anche di voler esplorare un gruppo personale. Con mio padre facciamo la musica beat degli anni 70 e invece con loro faccio pop e rock dal 50 al 90, insomma. Il nome è un nome scaramantico. Sold Out, speriamo di fare sempre il tutto esaurito ogni volta che ci esibiamo. Allora, la matrice è rock anni 50, 60, 70 in crescere. Sì, esatto. Abbiamo aperto con gli Eagles. Penso che siano l'amore di tutti noi delle nostre generazioni, gli Eagles. Esattamente. Descriviamo intanto la composizione del gruppo, perché abbiamo la voce solista Cristiano che suona anche il cajon. Poi Riccardo suona la chitarra accompagnamento 12 acustica corde. 12 corde e anche seconda voce. E seconda voce. Poi abbiamo Flavio che chitarra suona elettrica. la chitarra elettrica solista Ritmica e solistica, sì.
E al basso? Al basso Matteo, e suono ogni tanto anche la classica o l'acustica. Suonate anche dal vivo, suonate anche in giro? Sì, abbiamo avuto la fortuna, anche merito a Riccardo e alle sue conoscenze, di esibirci in questi anni per ristoranti, pub, eccetera, e anche sagre. E prossimamente suoneremo all'8 di agosto presso un ristorante di Sermeola, non so se si può dire il nome, Risto Pizzeria San Siro, e dopo la sagra di Legnaro, se questo Covid ce lo permetterà, il 6 di settembre. Dopo gli telefoniamo e ce lo permetterà. Chi inizia un po' a raccontarmi di come è nata la passione per la musica? Ci hai già detto con tuo padre, ma dall'ascolto al passaggio faccio musica, com'è Io, andata? fin da piccolino io mi sono appassionato al pianoforte. Però non l'ho studiato perché sai, sono passato dall'età adolescenziale dove le passioni sono fugaci. Quindi ho fatto pianoforte scuola privata, dopodiché ho implementato la conoscenza del pianoforte in via privata e sono passato alle tastiere, e con mio padre suono le tastiere. Dopodiché ho visto un amico che si è trasferito in Irlanda e da batterista ha cominciato a suonare cajon, e sinceramente mi sono innamorato di questo strumentino, che devo dire è più leggero da portare via dalla tastiera, e questo è anche della batteria. E dopo è partita questo desiderio di formare questo gruppo acustico, che dopo però è diventato semi-acustico perché ci siamo fatto prendere la mano anche dall'elettronica e ci siamo conosciuti. Riccardo, grazie alla mia dolce metà, è un collega. Flavio e Matteo li abbiamo trovati su internet mettendo un annuncio a cui hanno fortunatamente risposto, e come personalità ci siamo trovati e ci divertiamo parecchio. C'è stato l'accordo sui brani da formare, da eseguire tutti assieme? Vi siete trovati subito? Sì, devo dire che la scaletta... Ci siamo trovati subito, direi. È stata una cosa abbastanza naturale, in realtà non c'è un leader che propone, no? Ma viene buttata l'idea e dopo la si miscela un pochino, la si arrangia, la si aggiusta. Ma ci siamo trovati già da subito, capito? C'è questa cosa. Evidentemente ci siamo trovati tutti quanti nel momento giusto, al momento... E al momento giusto. Siccome vi vedo belli caldi, cosa dite se a un quarto d'ora dalla pubblicità ci prepariamo con un altro brano? Ci fate una sorpresa, dai, non vi chiedo neanche il titolo.
Take my Molly with me, whenever you're in danger. We're about 6 or maybe 7. I walk in Captain Sparrow. I summon fire my pistol and I shot them with both barrels. Marching down to the town. Wait for my daddy, oh, wait for my daddy, oh, there, whiskey in the jar. Now someone like the fishing, and someone like the falling, and someone like to hear a cannonball a roaring. Me I like the sleeping, especially my morning slumber. But here I am in prison, here I am with all that day, yeah, I'm marching down to the star. E complimenti, bravissimi, veramente Grazie. bravi. Come mai ci avete portato questo brano, Whiskey in the Jar, che ha il sapore della tradizione irlandese? Francamente è stato un brano un po' scoperto. Ho sentito una versione acustica di questo brano eseguita da un cantante americano, Ismael Davis, e personalmente me ne sono innamorato. Visto che usava il cajon, l'ho proposta al gruppo e me l'hanno promossa. Ne esiste anche una bellissima versione dei Metallica, molto forte naturalmente, molto aggressiva, anche Sì. il video è molto aggressivo, devo dire. È un brano sempreverde secondo me. Sì, anche perché è una bella storia raccontata in musica. Parla di questo ragazzo che è innamorato della sua ragazza Molly. Molly deve essere venduta al capitano Farrell e lui cerca di far di tutto per innanzitutto rubare i soldi al capitano per scappare con Molly, però ha sempre paura che il diavolo ci metta lo zampino. Ma avendo anche un repertorio così ben fornito e che spazia nei generi, diciamo, degli anni prima, al giorno d'oggi c'è qualche cosa che comunque catalizza la vostra attenzione, che comunque ascoltate, o bisogna andare un po' indietro per trovare qualcosa di appassionante? Allora, bisogna andare comunque un po' indietro. Ci fermiamo al 90, purtroppo. Forse è dovuto anche alla nostra età, no? Sì. Quindi dicevo dovuto probabilmente anche alla nostra età, dove noi siamo cresciuti quando negli anni 70 c'era il blues e il rock, no? Sì, è comprensibile. Il 366 dice: bravissimi, bravissimi ragazzi, come si chiama questo gruppo? Fate anche i Jethro? Grazie Monica. Sì. Allora, siamo con i Sold Out. Ve ne intendete di Jethro Tull? Diciamo che c'è, come dire, l'idea di usare il flauto su una delle canzoni che stiamo per Mettendo i Stiamo già evolvendo praticamente, tradotto, no? Abbiamo un po' parlato del nostro cantante, della voce solista del gruppo. Vorrei chiedere un po' anche agli altri elementi e come avete iniziato con la musica a suonarla. Io per esempio Riccardo, ho ok. suonato con un gruppo per più di 10 anni, ho suonato sempre musica anni 60, 70, 80, così, però tutta italiana, perché io sono purtroppo cresciuto un pochino più con la musica italiana, visto che mia mamma piace tanto Battisti, mia sorella piace tanto Renato Zero, Baglioni, tutte quelle cose praticamente degli anni nostri sempre, stesso pari merito degli anni che dice Flavio, però a livello italiano. E ho suonato con loro, mi sono divertito un casino, dopo c'è stata questa cosa qua e mi è piaciuta di più. Io ho cominciato a suonare perché ho rubato la chitarra acustica di un mio compagno di classe alle medie, gliel'ho proprio fisicamente rubata, me la sono portata a casa e ho cominciato a strimpellare. Sta ancora cercando sto compagno. I miei non erano... No, tra l'altro è uno che suona, adesso non faccio il nome se non mi viene a cercare. E ho cominciato a strimpellare, eccetera. La musica, anche lì ho rubato un album dei Pink Floyd a mio fratello, che è Animals. Quando ho ascoltato Animals ho detto devo andare
Animals che è molto attuale visto le tematiche coraggiosamente trattate all'epoca. Adesso con un occhio diverso c'è molto, molto di più, oltre la musica, che i Pink, Roger Waters in questo caso, ha voluto dire con quel album che precede The Wall. Anche in The Wall sono trattate diversi aspetti, ma è più Pink Floyd. sì. Meno Waters, più Pink Anche Floyd. perché c'era ancora Richard Wright, mentre in The Wall non c'è. Esatto. È stato tolto. E poi abbiamo il nostro chitarrista solista a cui chiedo di avvicinarsi tantissimo al microfono, se no non ci si sente. Come hai iniziato tu? Io ho iniziato da piccolo, ho sempre avuto la passione per uno strumento e utilizzavo i bidoncini del detersivo per simulare la batteria. La batteria. Poi mi è stata regalata una mini chitarrina e in realtà questa cosa non ha mai proceduto poi per bene. In gioventù ho visto un amico che suonava la chitarra e questo mi ha dato qualche primo rudimento. In realtà poi questo, che mi ha anche aiutato ad acquistare la prima chitarra, mi ha fatto conoscere Hendrix e di lì sono stato fulminato dal suo modo di suonare. Quindi un intro di Little Wing. Ci stiamo lavorando. È una delle proposte che si era fatto qualche tempo fa. Senza andare nei virtuosismi hendrixiani e quindi nelle lunghe cavalcate, una delle mie preferite è The Wind Cries Mary. Quindi una delle prossime volte che tornerete a trovarmi io ve la chiederò. Volentieri. Sì, Ok. Un altro genio che ci ha lasciato veramente un po' prestino, ma che ha dato tanto. Ha rivoluzionato il mondo musicale, non solo a livello chitarristico, ma proprio Sicuramente sì. ha stravolto le linee guida dell'epoca, le ha portate oltre un'altra generazione. Molto bene, siamo a 2 minuti dalla pubblicità. Dopo che entreremo faremo il terzo brano. Ci date già un accenno cosa eseguirete? Partiremo con Crazy Little Thing Called Love. L'avete visto il film sui Queen? Sì, Cosa vi è sembrato? bellissimo. Anche se dicono sia molto romanzato, molte cose non sono... Sì, a me non è piaciuto molto. Io sono un fan e secondo me l'hanno letto nell'epoca di oggi, non nell'epoca sua, perché lui non era così come lo descrivono. Drag queen non esistevano ancora, non esisteva il concetto, no, di drag queen, e lui era un'altra persona rispetto a quello che è nel film, che hanno dovuto un po' pompare, secondo me. Allora, a tra pochissimo, a dopo la pubblicità con i Sold Out che ci faranno dal vivo i Queen. A tra poco. Gonna be cool, relax, get it, get on my track and take a back seat, each eye, and take a long ride, the motorbike. I am ready, ready, little finger long. This beat so long, and I can ever live this beat.
E rieccoci in diretta, il Bosco dei Sogni, oggi Bosco dei Suoni, Max Ungaro con i Sold Out. Sentire poi i Queen è una grandissima emozione, come abbiamo detto prima anche parlando del film recente che è stato fatto su di loro. Magari faranno un film anche su di voi, chi lo sa? Che genere potrebbe essere? Ma un comico. Allora, facciamo avvicinare il nostro cantante al microfono. Intanto mi è arrivato un messaggio del 567, Davide mi chiede: ma la fate anche Love of My Life? Crazy Little Thing è una canzone Abbastanza dei acustica. Queen, ma comunque è stata ripresa da molti altri artisti. Questa è una nostra versione molto basica, diciamo, non ci permetteremo mai. L'altra canzone che hai citato invece è interpretata in maniera inarrivabile. Cioè, lui la cantava, tanti altri l'hanno fatta anche bene, però... C'è stato il Freddie Mercury Tribute nel 92, l'avete visto? Il gruppo degli Extreme, che non se ne è più sentito parlare, aveva fatto un'esecuzione di Love of My Life per chitarra, veramente molto molto toccante, molto molto bella. E poi c'è il 692, mi chiede anche Wish You Were Here dei Pink Floyd, visto che li abbiamo nominati. La teniamo? La eseguiamo? Allora ci avventuriamo con Wish You Were Here, che è il brano che dà il titolo all'album stesso, Wish You Were Here, Esatto. dedicato l'intero album a Syd Barrett. So you feel down, and I'm from down, blue sky from day, and you tell me feel on the coast you rain, I'm from away. Do you feel down? And did you get your name? Your heroes for gold, but I just for real. What the hell for a cool breeze? Don't go for change, and you exchange. I want all part in the world for a lead role on the game. I wish you were here. Down, down, through the south, here at this home, year after year, riding over the same old ground. What we found, the same old fear. Wish you were here.
È sempre una grande emozione sentire brani così, secondo me, perché saranno anche un po' diversi i tempi, un po' diversa la musica che viene passata adesso, ma secondo me qui non stiamo parlando solo di musica, ma di base c'è un messaggio e arriva prima del brano musicale e fa risuonare delle corde, e questa è la bellezza, che anche se la esegue qualcun altro come voi, quindi la bravura e anche il sentimento, comunque quel messaggio parla già da sé. Mi sembra, come anche altri ospiti che ho avuto qui, musicisti e non, hanno detto che questa vibrazione nella mainstream, quantomeno nella musica passata nel mainstream, non la si sente proprio. Il mio pensiero è che la musica di adesso sia estremamente commerciale, dura una stagione. Pochi brani restano in testa, pochi brani durano negli anni, mentre sia nella musica italiana che nella musica pop straniera ci sono brani degli anni 50, 60, 70 che continuano a ripetersi Sì, è vero. Sì. e ritornare, e sono sempre attualissimi. Pensare che ad esempio Dark Side of the Moon è durato almeno 7 anni nella sola classifica americana come album più venduto, e quindi è un qualcosa che appunto non solo parliamo di bene, ma la qualità della musica che rimaneva in testa. E soprattutto calcoliamo che non c'era la tecnologia di adesso. Quindi c'era pura invenzione sia di suoni che di voce, di tutto. Uno degli argomenti trattati è che adesso c'è un surplus tecnologico, ma viene da chiedersi, ma non è che così vada a togliere talento, nel senso, fa tutto la tecnologia, noi siamo meno quantomeno motivati a tirare fuori le nostre risorse. Secondo me no, secondo me aiuta a tirare fuori quello che era una volta la musica bella, una volta ti aiuta un po' a renderla più moderna, diciamolo, però sempre in chiave di una volta. Beh, ad esempio, musicalmente parlando, Tubular Bells di Mike Oldfield, che ne ha fatti 3 versioni. La prima versione, Bravo, che è quella dell'esorcista, lui l'ha incisa sulle cassette, sul nastro delle cassette, e poi metteva le cassette sopra le cassette, sopra le cassette, sopra le cassette, cioè tutto molto casalingo. E invece l'ultima versione l'ha fatta con l'ipertecnologia, e lì vedi la differenza su queste 3 opere, perché sono 3 opere. Proprio questo. È molto interessante. Molto. Cioè, di più. Vedersi, No, veramente? ascoltarsi Tubular Bells nelle 3 versioni è molto interessante da questo punto di vista, perché vedi come si è evoluto. L'evoluzione, quindi. Esatto, sulle poi le stesse note alla fine, perché cambia poco, però senti proprio la differenza delle epoche, perché il primo è del 73 o 74 e poi si va sugli anni 90 e l'ultimo è sugli anni 2000 e passa, insomma. È molto interessante. Se avete occasione, se avete voglia di passare 3 ore, passatevele così. Allora, bravissimi, grazie mille per questa versione di Wish You Were Here, emozionante e anche un po' malinconica, devo dire. Grazie. Grazie Grazie a voi. C'è un po' di malinconia nell'eseguire queste cose che ricordano un po' i nostri tempi, o è una sorta di emozione di tributo che diamo a questi Direi la grandi seconda. musicisti? Io direi la seconda, un'emozione, un tributo da dare a questi musicisti, a questi grandi miti. Io ho spesso ospite Silvano Agosti, regista, scrittore, e quando gli chiedo come va col tuo ultimo libro, col tuo ultimo film, mi riprende e mi dice no, suona male, nuovo. Allora, nella nuova versione di Wish You Were Here, eseguita insieme tutti e 4 nel 2005 al Live 8, l'ultima volta che li abbiamo visti assieme tutti, c'è stata un'alternanza. Il brano sappiamo essere stato scritto, quantomeno a livello di testi, da Roger Waters, sempre dedicato a Syd Barrett. La musica è stata parzialmente creata da David Gilmour. E nella versione, nella reunion del Live 8 del 2005, c'è stata un'alternanza, si sono alternati alla voce, una parte l'ha fatta David Gilmour, l'altra parte in risposta l'ha fatta Roger Waters. Come vi è sembrata questa cosa? Lasciamo parlare il nostro esperto. La parola a Matteo.
Io personalmente ho fatto fatica ad ascoltare quella versione lì, però insomma c'è tutta la storia di Pink Floyd, no? I litigi, le diatribe e tutto, il volersi comunque riunire, l'amore per Syd Barrett, che era un genio, purtroppo finito molto male. C'era un po' di tutto. Faccio fatica perché sono nostalgico, a me piace particolarmente il pezzo originale, diciamo così. Non era proprio nelle corde di Roger Waters, mettiamola così. Sì. Si sentiva che era, per quanto l'abbia scritta lui, più una melodia di David Gilmour. Vi leggo un altro messaggio, questo è il 625. Bravi, bravi, è sempre un piacere sentire una band di amici che suona con così tanta passione. Ma nel vostro repertorio c'è anche qualcosa dei Toto? Poi volevo consigliarvi anche un bel album di rock melodico di una band svedese nata negli anni 80, i Bad Habit, che nel 1998 diedero vita al loro miglior lavoro intitolato Adult Orientation. Davide. Allora, i Toto sono, per quanto orecchiabilissimi, una delle band più complesse, strumentalmente parlando, non solo vocalmente, da riprodurre, da fare, da eseguire. Sembra impossibile perché ad ascoltarli sono così, in realtà sono dei geni musicali, presi ognuno per ognuno. Parliamo anche del batterista. Eseguire Rosanna non è cosa semplice, persino per un batterista professionista. Non solo il batterista, direi la tastiera, che è poi la mente dei Toto, che a noi manca tra l'altro la tastiera, quindi fare un pezzo. Io proposi 2 mesi fa Rockmaker, se ve lo ricordate, Sì. e lo faremo un giorno o l'altro. Rockmaker Quindi lo c'è faremo. qualcosa in ballo. Ah, capito? benissimo, Ecco. Davide, vedi. Sì, allora, se non si è ancora capito, il nostro direttore artistico è Matteo. Ah, tanto per mettere i puntini su lei. Il Matteo, bassista. Che Sì. effettivamente, non so come si chiama chi ha chiesto i Toto. Davide. ma Davide, ci mancano i Toto in repertorio, e Rockmaker, che è un pezzo che con gli strumenti che abbiamo possiamo benissimo fare, nonostante che poi devi farmi porcaro la batteria, tu. Poi c'è Luke Hader, la chitarra, insomma è difficile. Cristiano ha per fatto tutti, questo e altro. La bravura dei grandi di rendere semplici le cose difficilissime. Ripeto, È vero. fare quel pezzo alla batteria può avere problemi persino un super batterista professionista. Certo. Noi siamo stati fortunati perché qualche anno fa i Toto sono venuti a trovarci in Prato della Valle. Della Valle gratis. Io ve lo c'ero ricorderò, io anch'io c'ero c'ero, con in il prima cantante fila. storico. Forse non c'era più Porcaro già, però No, Porcaro mi sa che era già ha passato a uno miglior dei vita. Porcaro, poi, perché era- Sì, c'era- i 2 fratelli. Sì. Però in quel frangente io mi ricorderò sempre che Luke Hader a un certo punto ha preso la chitarra acustica e ha fatto un pezzo degli Yes, e questa cosa mi rimarrà impressa, The Club degli Yes, ed è una cosa che mi rimarrà impressa perché fece veramente impressione come suonava la chitarra. Però sai qual è il problema? Il problema di fare i Toto non è tanto vabbè sì, certo sono dei super musicisti, ma è che loro hanno un arrangiamento che altri gruppi non hanno dei pezzi, per cui vanno a studiare suono per suono. Sì, sono introducono perfezionisti. sono dei Certo. perfezionisti, sono irriproducibili dal punto di vista melodico, cioè di quello che senti. Nessuno, infatti, cover band dei Toto Non ne conosco effettivamente. sono gran poche. Io all'inizio, quando mi avete detto sì, facciamo Take It Easy degli Eagles, che una parte non è stata scritta solo dagli Eagles, è stata scritta, ecco, anche da Jackson Brown, io sono rimasto a bocca aperta e ho detto ma allora Hotel California, prepariamo i motori per Hotel California degli Eagles.
dear, I had to stop for the night. There she stood in a doorway, I had a mission bell. I was thinking to myself, to be heaven or this to be hell. We'll leave up the candle, let you show me the way. Never walk down the corridor, let the hear them say, welcome to the Hotel California. That's a lovely place, that's a lovely place, that's a lovely place. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, Any time of year. you can find it here. The mountain stiff and it's twisted. You couldn't miss it, this band. You got a lot of pretty, pretty boys, big old friends. Out and dance in the courtyard, feel the sound of sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I go to the captain, please bring me my wine. And she said, we haven't had a spirit here since 1969. And still those voices are going so far away. Wake you up in the middle of the night, stop the room and say, welcome to the Hotel California. It's a lovely place, such a lovely place, it's a lovely place. They're living it up at the Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise. Cigarette in my mirrors on the ceiling, maybe champagne on ice. And she said, we're just all prisoners here of our own device. In the master chamber, they gather for the feast. Study with us till the night, but they just feel the beat. The last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. When I see the nightmare, we are thrown out to the sea. You can take it anytime you like, but you can never leave.
ed erano i Sold Out nella versione di Hotel California degli Eagles. Che gran pezzone, qua c'è tutto Joe Walsh, un pezzo anche unico perché c'è un doppio assolo di due chitarristi, appunto chitarrista storico degli Eagles e poi Joe Walsh che era quasi appena entrato perché gli Eagles volevano più rock. Allora, siete pronti per il live di agosto? I preparativi come stanno andando? Intanto saluto Michele da Mogliano Veneto che appunto dice il live dei Toto in Amsterdam 2003 dice che è stupendo. Provvederemo a ricercarlo su internet. Assolutamente sì. E dicevamo, vi state preparando questa nuova uscita. Sì, post-Covid. Comunque le nostre prove sono riprese subito appena ci hanno liberato dal lockdown e procediamo, insomma. Di quello che state proponendo qui è un assaggio, diciamo, un po' di quello che proporrete quella sera. Sì, esatto. Vi capita mai di avere l'opportunità di riascoltare un vostro concerto che magari è stato registrato, di sentirvi? Per questo ci siamo attrezzati proprio per andare a riscoltare anche gli errori che possiamo fare durante i live. Siamo molto critici noi, molto. Cerchiamo di registrarci il più possibile o solo audio o audio e video. È giusto che sia così, uno deve essere autocritico per migliorarsi. Ma avete anche qualche canale YouTube dove poi postate i video? Sì, abbiamo un canale YouTube, abbiamo una pagina Facebook dove principalmente postiamo appunto i video che abbiamo fatto. Sulla pagina Facebook sono presenti anche i 2 video fatti in lockdown e sono simpatici da vedere. Sempre sold out allora. Sì. E vi si vede tutti e 4. Sì. E le coriste, le gruppi? Il corista sono io. Ah no, scusa, volevo dire la corista sono io. No, nel senso, vabbè, c'è una corista qua, due coriste. Diciamo che abbiamo 2 coriste con la barba, però va bene. Vabbè, non si può avere tutto. Dettagli, no? come dire, no? Nessuno è perfetto, dicevano in un film famosissimo. A proposito di altri brani musicali, so che avete in repertorio anche un gruppo che io ho messo in partenza come base musicale prima di aprire le danze col Bosco dei Sogni questa sera. Ho messo Telegraph Road e questi sono i Dire Straits, un altro grandissimo gruppo a partire dal musicista Mark Knopfler, cantante e musicista, anche lui ha il suo stile inconfondibile, riconoscibilissimo, unico. Diciamo che i Dire Straits è stato uno dei primi gruppi che sono stati proposti appunto quando abbiamo deciso la scaletta, perché io li amo particolarmente. Da piccolino andavo a rubare le cassette di mio padre per ascoltarmele e quindi mi sembrava fosse una cosa che non doveva mancare. Chi non li ama? Secondo me piacevano tutti e 4, vorrei dire, ma vabbè, adesso, dettagli anche questo. Io sono andato a vedermi la Piazzola Sobrenta. Mark Knopfler. Anch'io. E sono rimasto tutto il periodo con la bocca aperta, perché nessuno mi vede a bocca aperta. Aveva una chitarra per ogni canzone, ma non guardava mai la chitarra, guarda così. Mi ricorda Io un non po'... devo andare su certe cose, secondo me. Mi ricorda un po' un altro musicista, artista che è stato anche lui a Piazzola sul Brenta, che è Elton John, e lui in molti live, adesso non lo so, ha una certa età, ma in molti live lui a volte si proponeva a suonare il pianoforte giù dal pianoforte, cioè senza guardare la tastiera, con la mano alzata e suonava dal vivo. Un mostro, sì. E a proposito dei Dire Straits, molti, io incluso, sosteniamo che Telegraph Road, incredibilmente, sia molto meglio nella versione live poi inserita nell'album The Best of Dire Straits che non addirittura quella fatta in studio. È perfetta. È difficile quasi tornare a sentire quella in studio avendo sentito prima quella live, incisa e registrata e poi e donata alla versione del disco The Best Of. Ci sono certi live dei Deep Purple Made in Japan, dall'inizio alla fine. C'è altro. Child in Time è quella, è fatta dal vivo, è lì. Tutto, cioè Deep Purple per me sono quello. E vi leggo il 625, quella volta dei Toto in Prato della Valle era il 2003, ecco il 2003, e il batterista che lo sostituì fu Simon Phillips dal 92 al 2014. Adesso c'è Shannon Forrest. L'ultimo loro album è uscito nel 2018, Old is New. E Davide, il poeta pazzo, grazie Davide, grazie, sì, è il 2003, pensa a te, 2003, quasi 20 anni fa. Comunque recuperiamo le fila del discorso.
i Dire Straits non sono da meno. A voi. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, meantime. But on the river you stop and you hold everything. Man is so Dixie, I was for time.
E so, perché siamo a un quarto d'ora dalla pubblicità, che poi comunque non vi fermate qui, avete anche altre proposte da farci dal vivo. Sì, abbiamo in ballo la serata del 6 settembre alla Sagra di Legnaro, praticamente, sempre il Covid permettendo. Stiamo un po' all'occhio, ma speriamo in bene, insomma. vada tutto C'è bene. bisogno di portare una ventata nuova in giro, quindi... E a proposito di questo, vorrei con l'occasione salutare il nostro Riccardo qui, che lo sentite alla chitarra 12 corde, perché Ciao a tutti. lo conosco perché lavora alla Liper, diciamolo pure, di Melaredo, dove io vado puntualmente a rifornirmi da 7 anni a questa parte. Addirittura 7 anni. E con l'occasione saluto la mia super, mega, extra, grande direttrice Vania, che mi ha permesso di essere qua oggi, se non era per lei. Il grande Stefano, che è il vice direttore, tutto lo staff, tutti i collaboratori, i miei amici, ne approfitto, saluto mia moglie Flora, che salutami anche te, e dopo anche la colleghina, che è l'amorosa di Cristiano, che è l'Elena. Volevo appunto, con l'occasione della tua presenza e della tua figura professionale, approfittare per estendere un ringraziamento, perché in epoca quindi siamo a marzo, di restrizioni sempre più pesanti, e quindi anche la paura che si stava scatenando in merito vale per voi, ma per i supermercati in generale. Vi ho visti sempre, per quanto possibile, perché eravate in prima linea, sorridenti e sempre Certo. gentili con le persone, mai presi da nervosismo, eppure gli accorgimenti ancora non si sapeva cosa poter Bravo. usare e cosa no. E eravate proprio in prima linea, quindi con l'occasione io personalmente, tramite te, vi ringrazio per questo, per essere stati voi stessi. Io personalmente mi sono sentito di fare così, perché se io trovo davanti una persona così, che è un po' positiva, mi viene anche voglia di andare là, di fare... Se uno, no ma sta attento, no ma... Capito? No, deve essere una roba, sì, sta attenti, ma la vita continua, cioè vuol dire, comunque è una cosa da stare attenti, ma si tratta sempre di un'influenza, se vogliamo dirla in maniera un po' banale, per carità, perché non è così, non è un'influenza normale, è un'influenza più aggressiva, ma sempre un'influenza. Siamo più tranquilli, insomma, cerchiamo che vada sempre meglio le cose, come hai detto tu Max prima. Certo. Cerchiamo di darci una mano, guarda sempre, perché vedi in giro di quelle cose che siamo perdere. Infatti era proprio questo clima che si respirava entrando nel vostro reparto, nella vostra situazione, nel posto di Sono lavoro. molto contento, ti ringrazio da parte di tutti, perché questa è una cosa che Ha volevo proprio aiutato, dare. certo, ha aiutato. Veramente aspettavo l'occasione per fare un ringraziamento a tutti, perché vi conosco quasi tutti ormai in 7 anni. Io ti ringrazio da parte di tutti, anche da parte dei miei padroni, del Gianni Cannella, di San Francesco, di tutti, perché sicuramente loro hanno piacere di questa cosa, molto piacere. E salutiamo tutti i tuoi colleghi, li conosco quasi tutti, sono sì. troppi da nominare, troppi. Ciao ragazzi! Benissimo, siamo a 10 minuti dalla pausa pubblicitaria delle 7. Il 646 scrive: però Phil Palmer in nastro rosa dell'inimitabile LB la chitarra in ultima, e Once Upon a Time in live Alchemy 85, e che dire di David Gilmour live in Meltdown con la chitarra acustica? Beh sì, assolutamente sì, tutto da solo con l'acustica, persino Shine On You Crazy Diamond con gli effetti, per carità. Quella è magia pura, sì. E poi di Elton, quello che passa inosservato di più è Live in Australia, capolavoro assoluto. E Michele da Mogliano Veneto. Ok. E Live in Australia di Elton John forse non è conosciutissimo, ma andremo a recuperarlo. Poi c'è un aneddoto anche su David Gilmour in uno degli ultimi live che ha fatto a Venezia, quindi nella piazza San Marco. C'è il video in cui lui, il giorno prima addirittura del live, camminava con la moglie per le calli di Venezia e ha visto un musicista di strada che suonava i contorni, i bordi dei bicchieri. Si sono fermati a osservarlo, questo è quello che passa nel video, e lui gli è piaciuto così tanto che David Gilmour gli ha detto: vieni a suonare con me. E la sera del concerto lui c'era a suonare Shine On You Crazy Diamond sul bordo dei bicchieri. Dopo, che sia una cosa costruita o improvvisata, va bene. Bello però a vedersi e a sentirsi. Una figata, scusami se non so se stavo, un po' di radio,
Esatto, c'è questo video di David che cammina con sua moglie per Venezia e vede questo musicista proprio di strada e gli dice: tu mi piaci, vieni a suonare con me. L'altro neanche ci crede: sì sì, non ti sto prendendo in giro. È credibile su questa storia. Diciamo che può essere che sia andata così, sì? Anche a me dà la stessa impressione. E allora un plauso a David Gilmour per questa sua anche capacità di essere umile, cioè di dire mi sei piaciuto, ti prendo. Infatti nel video sua moglie gli dice: ti piace David? Lui dice sì, seguiamo il flusso, come dire ok, facciamolo. Ok, andiamo con il vostro prossimo Piccolo pezzo. salto nel passato. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, I kinda like to meet. Pretty woman, I don't believe you. You know the truth. No one can look as good as you. Let's see. Pretty woman, won't you follow me? Pretty woman, I cannot help but see. Pretty woman, they're looking lonely as I can be. Are you lonely just like me? Pretty woman, soft and white. Pretty woman, dark and white. Pretty woman, give your mind to me. Pretty woman, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, look my way. Pretty woman, say you stay with me. 'Cause I need you, I treat you right. Come with me, baby. Be my tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, don't walk away. Okay, this is the way it must be okay. I get to go, you always late. There is tomorrow night, but wait, well you can see. If she walking back to me, yeah. If she walking back to me, oh, pretty woman. E abbiamo suonato e cantato Roy Orbison. Anche questo è un classico immortale. Poi il titolo, che sarebbe Oh Pretty Woman, è stato preso per fare quel film famosissimo negli anni 90 con Julia Roberts e Richard Gere. Ok. Cosa mi dite di questo brano? Come mai ce l'avete portato? Nel nostro repertorio abbiamo una parte del repertorio dedicata ai film, alle colonne sonore. Quindi abbiamo Pretty Woman, per citare appunto il film Pretty Woman, Sweet Home Chicago, per citare i Blues Brothers, e Johnny B. Good, per citare Ritorno al futuro. Che poi ho scoperto che non è realmente Michael J. Fox che la fa nel film, non è lui. Anche se, lui la fa. anche se lui la sa fare benissimo, ma non è lui nel film. Sono stranezze. Roy Orbison aveva dedicato questo brano a sua moglie. L'aveva vista uscire per andare a fare la spesa. Al tempo che lei è andata e tornata, lui ha scritto la canzone Pretty Woman. E pubblicità a tra pochissimo con altri brani dei Sold Out. A tra poco. Come on, baby, don't you wanna go?
the same old place. Sweet home Chicago. Back to the same old place. Sweet home Chicago. Non è Chicago, è Radio Gamma 5, il Bosco dei Sogni, Max Ungaro, però ce lo avete ricordato in pieno, soprattutto molto simile all'esecuzione fatta dai Blues Brothers. È un brano talmente classico questo, fatto da tantissimi artisti, anche Eric Clapton l'ha riproposto. A me piace tantissimo la versione fatta dai Blues Brothers. Il 674 doveva chiamarlo per forza sul palco l'artista di strada. L'originale Shine è fatta con i bicchieri e altri strumenti trovati in cucina. Ascoltatelo su YouTube. Ciao da Sid. Poi, tornando ai Dire Straits, a parte Mark Knopfler, il loro repertorio è stato purtroppo molto sottovalutato all'epoca. Invece, averne ai giorni nostri band come loro, Davide, il poeta pazzo, D'accordissimo. Ricordo che appunto siamo con i Sold Out, siamo nella terza parte del Bosco dei Sogni, siamo vicinissimi alla chiusura. Ho una chicca, una particolarità, perché Anna mi ha scritto: ma i Led Zeppelin me li fareste? Io gliel'ho chiesto in pubblicità e mi è stato detto: ci stiamo lavorandoci su, e forse uno dei pezzi più noti, più importanti, anche se sono tutti per me Led Zeppelin, verrà eseguito dai nostri Sold Out, diciamolo pure, Starway to Heaven. Work in progress. Work in progress, Anna. Quando torneranno... Quando ho rubato la chitarra al mio amico, non Eccolo. so se ho tempo di dire questa chicca, Eccolo. però Attento che il tuo poi amico dopo qualche mese ho detto vabbè, vado a comprarmi una chitarra che magari gliela restituisco, e nel negozio dove ero andato era in centro a Padova, nelle piazze. Ricordi? No, non era Ricordi, era sotto i portici. Non lo so, non mi ricordo. E c'era il cartello con su scritto vietato fare Stairway to Heaven. Tutti arrivavano lì per provare le chitarre e facevano Starway to Heaven. ed era Ma- vietato. Allora non è una leggenda, nel senso che se si guarda il film tradotto in italiano, Fusi di testa, che sarebbe Wayne's World, c'è la chitarra Fender Stratocaster in vetrina che lui sogna. Quando gli propongono di fare il suo show su una rete, un canale televisivo mainstream, quindi gli danno un sacco di soldi per farlo, prima cosa che fa è andare a comprarsi quella Fender Stratocaster bianca, fa per fare un accordo, il commesso lo ferma e gli mostra il cartello sulla parete: vietato fare Starway to Heaven. Allora non è una leggenda, è vero, perché non se ne poteva più, evidentemente. Tutti la suonavano. Beh, io stesso ho cominciato a suonare la chitarra perché volevo fare quel pezzo. Comunque Starway to Heaven è uno dei pezzi che più amo eseguire con la mia chitarra acustica da solo al crepuscolo ogni tanto, e deliziare i vicini rumorosi con buona musica piuttosto che quello che propongono loro. Forse non ho capito anche loro che tu sei musicista anche tu. Questo dobbiamo dirlo, che giustamente è musicista anche lui. Sentite, siamo vicinissimi alla chiusura del programma. Dopo ci salutiamo come si deve. Con cosa possiamo concludere in bellezza la puntata di oggi? Abbiamo pensato di proporre una nostra versione di una canzone di Sting, Fields of Gold. Ok, siamo già nello Sting solista, già lasciato i Police, e siamo nella metà degli anni 90. Remember me when the west wind moves among the buildings valley. You forget the sun in this yellow sky as we walk in fields of gold. So should look at love, come together while upon the field.
walking fields of gold. Many years has passed in those summer days among the fields of barley. See the children run and the sun goes down among the fields of gold. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in this yellow sky when we walk in fields of gold. When we walk in fields of gold. When we walk in fields of gold. Allora, cosa dite se ci salutiamo uno alla volta con i vostri nomi? Riccardo, ciao a tutti, grazie. Sono Cristiano e ringrazio tutti gli ascoltatori. Matteo, ringrazio tutti e un saluto a Antonio, mio figlio. Grazie a tutti e grazie per averci ascoltato. Ricordiamo che i sold out saranno dal vivo l'8 agosto, quindi non perdeteveli. Comunque nel loro sito su Facebook li trovate sold out, c'è tutto il calendario, visto che adesso hanno ricominciato Esatto. a uscire. E quello che hanno proposto questa sera è una parte, perché c'è molto, molto, molto altro e c'è tanta passione. Ok, siamo arrivati in chiusura. So che siete lì pronti a suonare qualcos'altro, ma qualcosa di breve, breve, breve c'è, ce l'avete? Io saluto i nostri ascoltatori, vi ricordo l'appuntamento di martedì prossimo, il 4 agosto, al Bosco dei Sogni. Una particolarità, ci siamo scambiati di orario con Cinzia, quindi io inizierò alle 15 fino alle 17 e Cinzia solo per martedì prossimo ci sarà dalle 17 in poi, mi raccomando. Se tutto va bene, perché in questo momento è in tour, tornerà proprio martedì, poi ripartirà la sera. Se tutto va bene ho appuntamento con Sergio Caputo. Quindi dai, rimaniamo in ascolto. A martedì prossimo, godiamoci i sold out. Buona serata a tutti, un caro abbraccio anche a voi ragazzi, grazie di essere stati con me. Grazie a te Max, grazie a tutti. Down the Louisiana to New Orleans, we make a better move for the evergreen. And soon the located made out of food. The little country boy named Johnny B. Good. Whoever never done the river rise to wherever you can play the guitar, right to make the band. Go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Johnny be good. Used to carry his guitar like a insect. Never set the tree by the railroad track. Oh, the engineers did the music shake. Baby, to the rhythm like the brothers bay. People but they won't stop and say, oh, my, the little country boy, you could say, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Johnny be good.
people come from miles around to hear better music when the sun goes down. Baby, someday your name the light go. Johnny be good tonight. Go, 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 go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny be good. Go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny be good. Grazie ragazzi e buona serata. Grazie a te, grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.